Le immagini del sistema di videosorveglianza lo hanno inquadrato la scorsa notte a mezzanotte 40. Un uomo robusto coperto con un cappuccio si scaglia con inaudita violenza contro le vetrate di alcuni esercizi commerciali nella zona ovest della città. In mano brandisce una spranga metallica ricurva con cui assesta una tremenda raffica di colpi, precisa quanto violenta. Non pare intenzionata a trovare un varco, ma quanto infliggere più danni possibili, un colpo in alto e uno in basso in sequenza. A scoprire quanto accaduto questa mattina ai dipendenti di due supermercati, quello al Villaggio del Sole e quello di Strada Cattane, dove inoltre è stato bersagliato anche il bar annesso. Il risultato appare come un atto di guerra, una gragnuola di colpi che pare giungere da paesi teatro di battaglie. È un gesto che non va bene, sinceramente. Siccome che ne avevo sentito che non siamo solo noi, hanno fatto anche all'Aldi, se non sbaglio, lì vicino al teatro comunale. C'è qualche sospetto a questo punto? L'abbiamo visto inquadrato, speriamo di beccarlo. L'abbiamo visto dalle telecamere. Adesso ha il cappuccio in testa e non si nota bene, però arriveremo. Una risata che allenta la tensione smorzando i toni, ma che risuona come promessa a voler arrivare in fondo a quanto accaduto. Il clima di questi giorni si è fatto pesante in città per gli esercenti. Ci sono balordi che colpiscono per danneggiare, come accaduto al bar in Piazzale Bologna. Chi colpisce per rubare, come le 4 spaccate in una sola notte. Invece dall'altra parte cosa hanno fatto? Sono entrati dentro, hanno rubato le casse e poi le hanno buttate via. E invece qua è un atto vandalico. Non è la stessa persona, perché se no, a parte che fa fatica a entrare qua dentro. Ha provato a entrare? No, è solo un atto vandalico e basta.